Ancora impegnato nella formazione delle liste di candidati il PDL, già proiettata verso la campagna elettorale la lista che sostiene Mario Monti. A Roma i vertici del Popolo della Libertà stanno scrivendo le regole per gli eletti: non più di 3 legislature, non più di 65 anni, non essere parlamentari europei, ma sono pronte anche le deroghe. Quando si parlerà di nomi allora, secondo lei? Tra sabato e domenica, quindi adesso non appena saranno stabilite queste deroghe, quindi anche il regolamento per le deroghe, dopodiché si comincerà a valutare proposta per proposta. Dall'altra parte, nella lista che sostiene Monti, i nomi sono decisi. I capilista presi dalla società civile hanno anche superato molti politici di lungo corso. Il docente padovano dalla Zuanna era comunque da mesi consulente del ministro per la cooperazione Andrea Riccardi. La grande sorpresa è stata scoprire che mi ha messo capolista del Senato. Non so bene perché e spero di essere all'altezza di queste responsabilità. Il PDL a Vicenza ha indicato 22 nomi per le candidature. Molti si sono resi disponibili, pur sapendo che ci sarà posto probabilmente solo per un nome, che tra l'altro c'è già ed è una deroga. Il partito ha chiesto anche a me all'unanimità la disponibilità a candidarmi al Parlamento nazionale, al di là dei divieti di carattere generale. Io ho espresso il mio auspicio, che è quello di poter continuare nella mia esperienza al Parlamento europeo. Però se il partito mi chiedesse di spostarmi da Bruxelles a Roma, sono a disposizione del partito. Berlato ha sempre coperto posizioni con i voti ottenuti sul territorio e non nominato, voti utili in questa occasione, con una competizione equilibrata con centrosinistra e montiani che hanno individuato il punto debole del Veneto. Il Veneto è un po' di anni che è paralizzato, diciamo la verità, insomma, che non riesce a concepire un progetto, che non riesce ad andare avanti. Io credo che si debbano proporre ricette nuove, in particolare sul versante dell'innovazione, sul versante dello studio, della ricerca, ma anche proprio sul versante del rinnovamento della piccola e media impresa. Quanto al futuro, mentre Ilaria Capo ha affermato che tornerà alla ricerca se la politica romana frenerà il rinnovamento, il discorso è diverso per il capolista al Senato. Ho deciso di fare questo passo, ho deciso di stare 5 anni e basta, però questi 5 anni li voglio fare.